Nota di maltempo in arrivo in Veneto, Zaia convoca l'unità di crisi della regione, allerta rossa nel Bellunese e nell'Alto Trevigiano, picco dell'emergenza lunedì, per questo giorno il prefetto di Belluno ha chiuso tutte le scuole. Il giorno dopo l'annuncio della richiesta di fallimento da parte di Miteni SPA, l'azienda di Trissino nota per la vicenda FAS, gli operai sono scesi in sciopero. Per le piccole e medie realtà produttive nel 2019 il numero di scadenze e adempimenti fiscali è destinato a sfiorare quota 100, l'analisi della CDA di Mestre. Nota il comportamento sospetto di un quarantenne in chiesa, si nasconde nel confessionale, lo smaschera il cappellano di una chiesa di Treviso e si trasforma in detective e fa arrestare il ladro. La Guardia di Finanza di Padova sequestra più di 2 milioni di articoli di Halloween contraffatti e pericolosi pronti a essere messi in vendita. Solenne cerimonia a Vicenza dove la lampada della pace dopo un viaggio di 4 anni è arrivata alla Basilica di Monteberico, resterà come simbolo di pace, ricordo del centenario della Grande Guerra. Stanotte alle 3 lancetta indietro di 60 minuti, torna l'ora solare e l'addio all'ora legale potrebbe essere definitivo dopo che la Commissione europea ha proposto di abbandonarla dal prossimo anno. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e in primo piano c'è la forte ondata di maltempo in arrivo nella nostra regione, tanto che il governatore Luca Zaia ha istituito e convocato già per domani una unità di crisi specifica per monitorare la situazione. La prima convocazione domani a Marghera nel quartiere generale della Protezione Civile regionale a Marghera. L'allerta rossa, la prima del 2018, è nel Bellunese e nell'Alto Trevigiano. A Belluno il prefetto ha decretato la chiusura di tutte le scuole della provincia nella giornata di lunedì, è lunedì il picco più atteso del maltempo e si raccomanda sia nel Bellunese che nella fascia pedemontana della Marca di non uscire di casa se non strettamente necessario in questi giorni. Allerta per condizioni meteo avverse. Da oggi fino a martedì mattina il Veneto sarà interessato da forte maltempo con precipitazioni da abbondanti a molto abbondanti e possibili eventi estremi specie nelle aree montane e pedemontane. La Protezione Civile regionale ha previsto allerta rossa ed è la prima volta nel 2018 per criticità idrogeologica sul Bellunese, l'Alto Trevigiano ed il bacino idrografico del Piave. È prevista una pioggia abbastanza abbondante da questa sera tardi, quindi nella giornata di domenica, con un picco presumibilmente nel pomeriggio di lunedì. A Belluno la prefettura ha convocato l'unità di crisi. Nel pomeriggio è stata decisa la chiusura lunedì di tutte le scuole della provincia. Allertata la Protezione Civile ed i sindaci consigliando alla popolazione di limitare gli spostamenti, evitando quelli non strettamente necessari e di non transitare o sostare in prossimità dei corsi d'acqua. Analoghe raccomandazioni a Vittorio Veneto, dove il comune ha attivato il nuovo sistema d'allerta con messaggi telefonici ai cittadini. Abbiamo cioè detto in sostanza che il centro funzionale decentrato della Regione Veneto aveva diramato questo avviso di protezione civile con allarme rosso, per cui abbiamo detto ai nostri concittadini di verificare puntualmente di ora in ora quale fosse l'evolversi della situazione e di valutare di muoversi solo se ovviamente necessario. E se a Belluno il prefetto ha chiesto ai sindaci di valutare il rinvio delle manifestazioni programmate per il weekend, a Vittorio Veneto si è deciso di confermare il raduno nazionale di Asso Arma iniziato stamane. È chiaro che qualora dovesse emergere una situazione molto grave faremo in modo di annullare seduta stante la manifestazione, però per adesso non pare ci siano le condizioni così gravi per farlo. Ne ho parlato anche questa mattina col prefetto che era presente all'apertura del raduno di Asso Arma. La Regione Veneto intanto ha attivato già ieri la sala operativa della Protezione Civile per monitorare l'evolversi della situazione in tempo reale. E adesso continuiamo a parlare del maltempo perché la previsione è anche quella di forti venti di scirocco e quindi anche l'acqua alta a Venezia. Già un anticipo di acqua alta c'è stato questa mattina, le previsioni più drastiche come per quanto riguarda anche la pedemontana e il bellunese riguardano la giornata di lunedì. Allora sentiamo già i veneziani alle prese con la prima acqua alta in attesa di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Pronto per la marea eccezionale? Direi di sì, sperando che le previsioni siano azzeccate e non sarebbe la prima volta che succede altrimenti.
Prima acqua alta della stagione oggi a Venezia, dove intorno alle 12:30 si è sfiorato il metro, con l'allagamento del 5% circa della città. Per veneziani e turisti, tuttavia, ragione di ritrovata meraviglia e nuova emozione. È eccezionale vederla con l'acqua alta, che non l'abbiamo vista solo in televisione. Disagi limitati in piazza San Marco, intorno alla Basilica e sotto le procuratie vecchie, i cui negozi sono rimasti chiusi a titolo precauzionale. Sto già vedendo che mettono le passerelle in strada grande, anche in piazza San Marco. Vediamo come sarà. Per un'esperienza per quello. Secondo il centro previsioni maree del comune, dal codice giallo di oggi si passerà a quello arancio di domani, domenica, giorno in cui la marea, con l'intensificazione dei venti di scirocco, dovrebbe evolvere a molto sostenuta. È successo più volte negli anni scorsi, mi ricordo la marea eccezionale del 1° dicembre del 2008, se non sbaglio, quindi non è la prima volta. Tu eri qua? Sì, ero qui, stavo lavorando, ero qui e purtroppo sono stata sommersa perché ero più in giro per Venezia e quindi gli stivali non bastavano ovviamente per una marea simile. L'ombrello non basta? Ok, allora non sono pronta. E domani dobbiamo andare a vedere la Biennale di Architettura e speriamo di poter vedere anche l'esterno, se no saremo dentro nei padiglioni. Senta, gli stivali lei ce li ha portati con sé? Sì, ho portato le scarpe da pioggia. L'ultimo bollettino della marea prevede un picco di 135 cm intorno alle 2:50 di martedì, ma già nelle giornate di domani e lunedì sono previste massime di 115 e 125 cm. Vuol dire risvoltini e scarponi, vuol dire questo. Vabbè, vediamo come sarà. Ma come ci si muove a Venezia con l'acqua alta così? Ci si attrezza. Io per fortuna abito in una zona non molto interessata dall'acqua alta, ma è un caso un po' particolare. E per il resto il disagio è forte, è veramente forte. E se è veramente eccezionale come prevedono potrebbe essere anche pericoloso. Dal maltempo in arrivo alla caso Miteni, con la richiesta di fallimento da parte di Miteni SpA, l'azienda di Trissino coinvolta nella vicenda FAS. Di ieri l'annuncio, oggi è subito scattato lo sciopero dei lavoratori. Era comunque nell'aria, però ovviamente come organizzazioni sindacali non ce l'aspettavamo così presto e così repentinamente. Non ora e non così presto. La decisione di chiedere il fallimento è arrivata come un fulmine, se non a ciel sereno di certo grigio, e la reazione dei lavoratori dell'azienda di Trissino, la Miteni SpA, non si è fatta attendere. Indetto lo sciopero, alcuni si sono trovati all'esterno dell'azienda in una sorta di sit-in improvvisato con striscioni e bandiere. Una decisione, quella di Miteni, che va ad incidere non solo sul lavoro. È stato comunicato che la cassa integrazione comunque sarà fermata, andremo a chiedere un incontro con l'azienda, ammortizzatori sociali ce ne potrebbero anche essere, però dobbiamo tararli appunto sulla situazione, che è una situazione estremamente difficile. A poco valgono le rassicurazioni via comunicato dell'azienda, che si dice pronta a proseguire le bonifiche e la messa in sicurezza degli impianti. Dalla Regione infatti arriva immediata la replica anche dell'assessore al lavoro e del Presidente del Consiglio. È un fulmine a ciel sereno che abbiamo portato i libri in tribunale perché i lavoratori sono estremamente preoccupati e con il sindacato stiamo verificando lunedì di mandare al giudice immediatamente una nota di ciò che la Regione ha fatto seguendo questa azienda, e il secondo passaggio lo farò col prefetto perché dobbiamo verificare lo stato di manutenzione degli impianti in questo momento delicato. Una cosa che complica tantissimo quello che come Regione stavamo spingendo, quindi le opere di bonifica. Adesso capiremo anche dal punto di vista tecnico, legale e legislativo cosa si può fare per mettere in sicurezza il sito. Palpabile la rabbia dei lavoratori che, oltre ad aver patito per primi gli effetti della contaminazione da FAS, ora oltre alla salute rischiano anche il posto di lavoro, i salari, compresi quelli congelati dal concordato. Il tutto sarebbe dovuto al venir meno dell'azienda madre, la multinazionale, che ha lasciato Miteni da sola. Praticamente ha lasciato il sito produttivo da solo, con l'idea appunto di non investire più nel polo produttivo di Trissino. Rimane un timore e un auspicio. Io mi auguro e spero che l'istanza di fallimento non serva a qualcuno per nascondersi, quindi noi come istituzioni la nostra parte la faremo, e mi auguro anche che dal punto di vista giudiziario chi ha causato questo problema non esca così con destrezza. Nessuna riduzione della pressione fiscale nel 2019, aumentano invece scadenze e adempimenti che gravano sulle imprese. Saranno le categorie produttive e le piccole e medie imprese le più penalizzate secondo la CGA di Mestre.
Sebbene sia in arrivo la fatturazione elettronica, nel 2019 il numero delle scadenze e adempimenti fiscali è destinato a aumentare fino a sfiorare quota 100, in particolar modo per le realtà produttive di piccola dimensione che intrattengono scambi commerciali con l'estero. Il dato è contenuto in un report dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre. Un'impresa artigiana senza dipendenti lungo i 12 mesi del prossimo anno dovrà inviare la propria documentazione fiscale allo Stato 29 volte, una in meno rispetto al 2018, ma un'impresa commerciale con 5 dipendenti lo dovrà fare 88 volte e una piccola impresa industriale con 50 dipendenti addirittura 99. In questi ultimi due casi le scadenze aumenteranno di 10 unità a causa della legge di bilancio 2018, secondo cui entro la fine del mese successivo bisognerà inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a beni e servizi comprati o venduti all'estero. Il tutto chiosano dalla CGA, mentre dell'annunciata riduzione fiscale non si è vista che una pallida ombra, al contrario dei provvedimenti su pensioni e reddito di cittadinanza, il conto dei quali sarà pagato ancora una volta dalle imprese. A parole sono tutti bravi a prometterci riduzioni mirabolanti di tasse, tagli alla burocrazia, in realtà poi nei fatti la situazione tende a peggiorare. Quando va bene il fisco non aumenta il proprio carico tributario, nel 2019 infatti la pressione fiscale sarà la stessa del 2018, invece per quanto riguarda le scadenze fiscali, gli adempimenti tendono ad aumentare, quindi a dimostrazione che nonostante le parole la politica difficilmente riesce a fare fatti concreti e soprattutto positivi per il mondo delle imprese. Dalle imprese soffocate dal fisco ai risparmiatori delle banche venete che si sono ritrovati questa mattina a Cornuda per fare il punto della situazione sui rimborsi e su quanto verrà rimborsato. Ci hanno promesso infatti che ci sarà questo fondo di ristoro, ma non sappiamo ancora le modalità, come verrà erogato, quando e soprattutto se abbiamo assoluta certezza di queste cifre, perché naturalmente ormai sentiamo ogni giorno che tutto cambia. E che siano in molti a non aver capito quando, come e dove riaveranno in parte i soldi investiti nelle banche venete, stando a queste immagini ce ne sono davvero tanti. Oltre 400 risparmiatori presenti nella sala cinema di Cornuda, altri invece in sala consigliare a fare il turno per ascoltare i relatori dell'incontro. È l'ennesimo segno di questo territorio ferito in uno dei suoi capisaldi economici che è il risparmio, e lo si vedeva chiaramente nei tanti volti dei presenti dove i lineamenti della speranza si alternano a quelli del timore per una nuova delusione. Il timore è sull'entità del fondo rispetto al numero dei richiedenti, fondo, ed è notizia di oggi, che potrebbe essere ulteriormente adeguato. Lei ha portato un'importante novità qui all'Assemblea. Sì, il 1,5 miliardi sarà sicuramente incrementato. Notizie diverse è che solo un anno fa, quando il fondo di ristoro e soprattutto la burocrazia per potervi accedere erano decisamente diversi. Il fondo Baretta-Santini-Pupato è stato per così dire spazzato via. Erano 100 milioni, 25 milioni all'anno per 4 anni, però c'erano dei paletti, c'erano dei muri insormontabili. Ma non basta ancora, soprattutto per i grandi azionisti che chiedono maggior controllo sui crediti difficili assorbiti dallo Stato attraverso la SGA, società di gestione di attività. Tenere monitorata questa SGA, perché vorremmo capire queste 20.000 posizioni aperte, come stanno andando avanti, con che tipo di velocità, perché siamo convinti che più teniamo monitorata la situazione, più abbiamo la certezza che saranno gestiti meglio anche queste benedette sofferenze. La cronaca ci porta a parlare di un sacerdote, un cappellano davvero particolare, coraggioso, si trasforma in detective e in una chiesa di Treviso riesce a smascherare il ladro di offerte. Siamo qua in chiesa, si viene qua in chiesa per pregare e non per rubare. Bibbia in mano, ma anche un gran colpo d'occhio e una buona dose di coraggio. Don Jean-Baptiste si è trasformato in detective per far arrestare l'uomo che stava per razziare le offerte dei fedeli. Uno sguardo stavolta non da pastore di anime, ma da investigatore, e lo spirito per affrontarlo. Il malvivente, un 42enne marocchino, era entrato nella chiesa di Santa Maria del Rovere con un obiettivo preciso, ma non sapeva di essere monitorato. È qualcuno che avevo già notato da tempo, che ogni domenica veniva qua in chiesa verso le 4 del pomeriggio. Io avevo tanti dubbi, però non avendo prove non potevo dire molto. Allora 2 settimane fa mi sono nascosto qua in questo confessionale, nel buio, dopo l'apertura della chiesa verso le 4, aspettando che qualcosa capiti.
E effettivamente verso le 4:30 è venuto in chiesa e la cassetta delle offerte l'ha capovolta per i suoi bisogni sicuramente. A questo punto io ho aperto il confessionale per uscire e quando mi ha visto, perché io andavo diritto su di lui, ha cominciato a correre, io l'ho inseguito. Nella fuga però il marocchino perde il telefono cellulare. Mi sono fermato a questo punto, ho preso il telefono e poi abbiamo cercato di mettere le cose in ordine, cioè parlare alla polizia. Ha preso il telefono, ha fatto quello che devo fare. E così la polizia lo ha bloccato e arrestato. Fine della parabola, verrebbe da dire, con una morale. Uno dei comandamenti dice giustamente non rubare. Casomai bisogna chiedere, qua siamo in chiesa, e la Chiesa ha anche organizzato una carità in modo che i più poveri, i più bisognosi abbiano qualche aiuto, quindi bisogna chiedere, non rubare. Adesso la Guardia di Finanza di Padova che sequestra oltre 2 milioni di articoli di Halloween contraffatti. I sequestri sono sostanzialmente due, uno di 1 milione di pezzi e l'altro di 1.100.000, per cui 2.100.000 pezzi complessivamente. Cappelli, costumi per bambini, maschere per il viso, mantelli, guanti ed accessori di vario genere. Tra i 2.100.000 pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova erano numerosissimi gli articoli di Halloween pronti ad essere messi in commercio, tanto che l'operazione è stata ribattezzata Trick or Treat, mutuando il classico dolcetto scherzetto della festa in scherzetto e minaccia. La merce posta in vendita non era conforme al codice del consumo, cioè non aveva sulle etichette quelle indicazioni minimali che servono a garantire il consumatore sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto che va a comprare. Il primo intervento e sequestro di circa 1 milione di articoli, tra cui molta bigiotteria, è scattato in una ditta individuale che opera al centro ingrosso Cina, quindi un'attenta analisi documentale e l'incrocio dei dati rinvenuti nell'azienda hanno permesso ai Baschi Verdi di risalire all'identità del distributore di questi prodotti. È un raro caso in cui colui che vende al centro grosso Cina non ha importato direttamente, ma ha comprato da un suo collega che in realtà fungeva sostanzialmente da grossista fuori Padova, ma comunque sempre di etnia cinese. C'erano articoli potenzialmente pericolosi per un bambino? Beh, certamente tutti i prodotti che sono stati venduti erano privi delle indicazioni, delle materie con cui sono stati costruiti, per cui potenzialmente possono essere stati realizzati con materiale dannoso e che possono recare danno alla salute dei bambini. Il valore della merce sequestrata si aggira attorno ai 200.000 euro. La Guardia di Finanza chiederà alla Camera di Commercio di Padova di valutarne la distruzione. A proposito di Halloween, e restiamo a Padova, nella Basilica di Sant'Antonio a Padova, un'iniziativa per spiegare ai visitatori che Halloween non è una festa strettamente anglosassone, ma affonda le sue radici nella tradizione cristiana. Halloween è una festa pagana che si fonda le sue radici appunto nella tradizione celtica, solamente che a un certo punto, andandola a studiare, ci accorgiamo di come la tradizione pagana e comunque il culto dei santi e dei morti radicato anche nella fede cristiana vanno a intrecciarsi. Forse non tutti sanno che la festa di Halloween non è una tradizione strettamente americana, ma affonda le radici nella più profonda tradizione europea e cristiana. Si motiva così Riprendiamoci Halloween, l'evento organizzato nella Basilica di Sant'Antonio a Padova, la vigilia di ogni santi, corretta traduzione di Halloween, è una festa che fa parte del nostro patrimonio culturale e religioso. Non è un boicottare la festa di Halloween, perché ormai è entrata anche nella nostra società, ma quello che vogliamo far capire, soprattutto ai più giovani, è che Halloween ha le sue origini anche nel punto di vista cristiano, e quindi è spiegare la morte, spiegare la festa, spiegare il culto dei santi. Ai ragazzi è stato fatto capire tra l'altro il significato che si cela dietro i simboli della festa di Halloween come zucche, lumini, dolcetti, e a riconoscere
i simboli che accompagnano le storie dei santi. Per gli adulti un approfondimento dedicato a scoprire le raffigurazioni dei santi presenti in basilica. Sono particolarmente legata alla Basilica di Sant'Antonio e partecipo spesso a queste visite guidate perché sono notevolmente interessanti, e anche io in particolare che sono legata a Sant'Antonio. Io sono anche catechista, infatti sono venuta qua per capire se riesco a portare anche i miei ragazzi magari un po' più avanti. Quest'anno i ragazzi di seconda media stiamo preparando la Cresima e quindi sono venuta anche per quello, per me ma anche per loro. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale del Veneto, ripartiamo da Vicenza, la solenne cerimonia con la lampada della pace che dopo un viaggio di 4 anni è arrivata in quello che sarà il suo posto definitivo. È l'alzabandiera in Piazza dei Signori a dare il via a una mattinata destinata a diventare storica per la città. Nel cuore di Vicenza, prima di partire nel solenne corteo, la lampada della pace dopo un lungo viaggio durato 4 anni e dopo aver toccato la terra sacra dei 4 ossari della provincia, del Pasubio, di Cimagrappa, Tonezza del Cimone e Asiago, parte per il suo ultimo viaggio. A spalla da giovani cittadini coetanei forse di quanti un secolo fa morivano sulle cime coperte in questo sabato dalle nuvole, la lampada viene portata a Monteberico, ai piedi della salita Il Passaggio. Sono i bersaglieri a scortare gli ultimi metri, la lampada sulle fedeli spalle degli alpini che entrano nel piazzale della Vittoria accompagnati anche dai muli. Il silenzio, il ricordo, l'emozione sono le massime autorità civili ad accogliere l'arrivo. Il sindaco Rucco, il ministro Erika Stefani, il presidente della regione Ciambetti e della provincia Franco. Tra gli ospiti anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Tanti sindaci, tanti cittadini a portare onore ai caduti sono i rappresentanti delle istituzioni. La Grande Guerra è memoria, la giornata odierna un inno alla pace, come ricorda durante la messa solenne il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziolla. Al termine inizia l'ultimo viaggio della lampada che entra nel santuario e viene posizionata. A scortarla il presidente del comitato Lampada della Pace. Era veramente commovente salendo, vedere la lampada e dietro la Madonna, era veramente commovente. E poi il ministro Erika Stefani a scoprire il bassorilievo commemorativo. Ci sono 5 colombe, i continenti e agli angoli stilizzati 4 ossari. È un momento molto toccante e che ha un grandissimo significato. C'è un simbolo che è stato portato in pellegrinaggio che ora arriva qui a Vicenza e che è un segnale di grandissima unità. Tanti soldati che un secolo fa affidarono prima della battaglia la loro vita e la loro anima a Maria. La fiamma della loro fede continuerà ad ardere in questo simbolo di pace. Lancetta dell'orologio indietro di un'ora questa notte quando ci sarà il passaggio all'ora solare che scatterà esattamente alle 3 quando torneranno a essere le 2 di notte. Dormiremo dunque un'ora in più e da domani un po' il sole tramonterà un'ora prima. Dunque arrivederci all'ora legale a marzo o potrebbe essere anche un addio a fine agosto. Infatti, come sapete, il Presidente della Commissione Europea Juncker aveva annunciato di voler abolire il cambio dell'ora. È una decisione alla valutazione che sarà valutato dagli organismi comunitari e sarà comunque, saranno i singoli stati a decidere se abbandonare o meno l'ora legale. Ma allora su questa diatriba, ora legale sì, ora legale no, abbiamo sentito un po' la gente cosa ne pensa. Sentiamo i trevigiani. Forse è l'ultima volta che ci sarà l'ora legale. Sì, ne avevo sentito parlare e penso che bene o male sarà pressappoco la stessa cosa. Mi dispiace tantissimo e proprio vorrei che rivedessero questa decisione. Cioè vuole che si mantenga l'ora legale? Anche il prossimo anno, per me quasi quasi la adotterei tutto l'anno, ma capisco che non è possibile. Sempre legale.
Sempre legale, non solare? No, perché io vivo giù in meridione, il sole arriva a 40-45 gradi e allora è giusto che ci sia l'ora legale. No, secondo me no, è utile sia per il tempo libero delle persone e sia anche all'economia. Si dice che c'è un risparmio energetico e quindi ci crediamo, almeno speriamo che i conti tornino. L'Italia allora dovrà pensare attentamente a quello che fa? Secondo noi sì. Secondo me se si risparmia con l'ora legale va bene tenerla. Sarebbe bello che avere sempre lo stesso orario e adattarsi come era una volta per quello, però bisogna valutare se vale la pena o non vale la pena. Chissà, vedremo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Domenica in compagnia del maltempo intenso sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto molte nubi sin dal mattino, con piogge e temporali diffusi un po' su tutte le province e localmente anche di forte intensità. Non sono da escludere dei nubifragi e sarà piuttosto elevato il pericolo per fenomeni alluvionali. Temperature in calo con minime comprese tra 14 e 17 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 21 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Condizioni spiccatamente instabili anche sulla nostra regione. Il cielo infatti sarà molto nuvoloso con precipitazioni temporalesche diffuse un po' su tutti i settori e localmente anche forti. Attenzione al rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 16 e 17 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 17 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario anche sulla nostra regione, infatti il tempo risulterà molto perturbato con piogge e temporali su tutti i settori e anche di moderata intensità. Fenomeni in attenuazione nel corso della nottata. Temperature minime tra 13 e 16 gradi. Massime comprese invece tra 16 e 17 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.